Da dove si comincia a visitare Vicenza? Dal Palladio, naturalmente. Per esempio, dal Teatro Olimpico. Architetto, entrare in scena qui, in questo teatro, è un'emozione, ma che cos'è? È un teatro? È un monumento? È l'ultima opera di Palladio, viene cominciata nel febbraio dell'80, Palladio morirà nell'agosto, è da un certo punto di vista il suo testamento. Palladio a Vicenza, capitolo secondo, la Basilica. Bella questa basilica, ma mi aspettavo una chiesa, invece no. E invece no, questo era un palazzo medievale e poi gotico che ha preso il nome di Basilica semplicemente perché Palladio, innamorato dell'architettura romana e comunque classica, si è ispirato ai libri di Vitruvio, ha pensato di utilizzare alcuni stilemi dell'architettura classico-romana e riportarli qui in un luogo che era il luogo dell'amministrazione della giustizia, del commercio e della vita cittadina. Ma com'era ai tempi la vita civile di Vicenza? All'epoca questo era il centro del commercio della seta. Cioè il nord-est era Sì. il nord-est anche già del Cinquecento. Era un po' il nord-est nel Cinquecento. È interessante ecco. allora il contesto in cui questo fortunello, perché scusa, Palladio arriva qui come ragazzino di bottega e lo fanno diventare un grande architetto e in più nasce in un contesto economico di grande sviluppo, quindi è fatta. Palladio arriva a Vicenza attorno al 1520. È un semplice apprendista scalpellino, ma incontra il nobile Gian Giorgio Trissino. È un uomo strano, Trissino, c'è un bellissimo ritratto di lui al Louvre con una barba rossa, un'aria terribile. E Trissino è la mente, ha bisogno di un braccio. Trissino è un politico rivoluzionario, ha comandato la rivolta contro Venezia, è stato mandato in esilio a Roma. A Roma ha visto cosa stavano facendo Leone X, Raffaello, Michelangelo, i grandi artisti e vuole rifarlo nella sua città. E ha un sogno, il sogno di trasformare una piccola città di provincia in una capitale dell'architettura. Però ha bisogno di un braccio e questo braccio è il giovane Palladio. Trissino adotta Palladio, lo fa studiare e lui diventa un grande architetto. Palladio è un figlio di un mugnaio che viene messo a lavorare a 13 anni in una bottega di un lapicida, quindi comincia lavorando con le sue mani e per tutta la vita questa esperienza di lavorare con le mani della bottega è qualcosa che lo aiuta a vincere la sua battaglia. La sua architettura è stata capace di attraversare i secoli e di costituire un legame molto forte con il mondo romano e il mondo greco poi alla fine. Ma perché c'aveva questo pallino della classicità? Intanto per loro non era così classico come per noi, per loro era una innovazione. Si immagini cosa vogliono dire le astronavi degli edifici palladiani, bianchi, un colore assoluto, che atterrano sul tessuto della città. Poi c'è anche una ragione politica, i vicentini odiano i veneziani, quindi rifarsi alle radici romane della città voleva dire rifarsi a qualcosa che a Venezia non c'era, quindi essere diversi. Palladio, l'uomo giusto al momento giusto. Diventa praticamente l'architetto di tutte le famiglie benestanti di Vicenza. Anche perché riesce a fargli risparmiare un sacco di sghei. Palladio inventa e brevetta dei mattoni particolari a forma di formaggino, di triangolo, che composti insieme gli consentono di fare una colonna di mattoni e rivestirla con un intonaco speciale che si chiama marmorino, che mischia insieme la polvere di marmo e la calce e lisciata con un ferro sembra pietra. Vedi per esempio questo edificio? Ecco, non è stato rivestito, ecco, ma poteva essere interamente rivestito di pietra bianca. Addirittura alcuni suoi edifici erano anche dipinti. Allora faceva spendere meno se tutto non veniva costruito con pietra pesante, come è il caso della Basilica. E quindi era anche un architetto economico e per questo piaceva molto alle famiglie nobili. Qualcuno dice ha inventato l'architettura low cost. In un certo senso sì. Questo Palladio a me è simpatico, per carità, però mi sembra un gran furbone. Cioè lui cosa fa? Prende la classicità, che non fa mai male, è un sempreverde. Poi a un certo punto qui diventa l'architetto dei signori bene di Vicenza in un momento di grande splendore economico, competitività con Venezia e così via, e tuttora come dire, rappresenta il sogno di elevazione culturale addirittura oggi degli americani, ma dai! Storico, il 6 dicembre 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione che definisce il Palladio padre dell'architettura americana e in effetti basta vedere la Casa Bianca. Allora, perché il Palladio rappresenta il loro aggancio con il mondo classico. Quando gli americani hanno bisogno di decidere che forma deve avere la casa del loro presidente, non vogliono avere un palazzetto in stile francese o in stile inglese,
che era lo stile delle monarchie europee, vogliono un'architettura repubblicana. Quindi l'idea di scegliere un'architettura di Palladio, cioè una villa veneta, è anche un modo di avere un'architettura repubblicana, che è quella che la nuova elite americana vuole avere.